Ben ritrovati a questo appuntamento, primo appuntamento con i circoli dei bergamaschi nel mondo. Stiamo trattando con gli amici di Bruxelles, Mauro Rota e la signora Silvana Scandella, sotto la supervisione del presidentone Personeni Carlo, che è presidente dell'ente. Signora Silvana, lei ormai sono 30 anni che è fuori dall'Italia, si impegna anche a insegnare. Quali sono le difficoltà che ha trovato nel far apprendere la nostra cultura, le nostre tradizioni alle nuove generazioni? Non dico a coloro che hanno almeno la mia età, ma quelli molto più giovani. Innanzitutto l'insegnamento nei corsi di lingua e cultura italiana è proprio rivolto a loro, alla seconda, alla terza, ormai anche alla quarta generazione qui in Belgio. Possiamo dire che l'atteggiamento dei genitori nei confronti dell'apprendimento dell'italiano, quindi della loro lingua di origine, che spesso non è più quella dei figli, perché sono nati e hanno imparato più la lingua locale come lingua principale, è stato, diciamo, abbastanza differenziato nel corso delle generazioni, perché la prima generazione diceva ai figli di non parlare italiano perché l'obiettivo era integrarsi e quindi andare bene a scuola per la lingua locale, in questo caso qui il francese per esempio. Mentre già la terza generazione ha avuto questa richiesta, cioè la necessità di imparare la lingua di origine dei nonni. Quindi la terza generazione ha la curiosità e spesso questi di terza generazione, ormai adesso anche la quarta, fanno anche della loro lingua d'origine, dell'italiano, la lingua di lavoro, diventano degli specialisti, spesso la scelgono come lingua di traduzione, diventano traduttori, interpreti, insegnano l'italiano, quindi è un atteggiamento completamente diverso. Io nell'esperienza sia in Belgio che in Svizzera, ma in modo particolare qui in Belgio, anche perché l'insegnamento copriva tutta la scuola secondaria dai 12 ai 18 anni e spesso anche il primo anno di università, ecco, l'atteggiamento qui in Belgio è un atteggiamento proprio di questo tipo, cioè ho conosciuto principalmente diciamo alunni di terza generazione, ma nel corso degli anni, soprattutto del secondo decennio di questo secolo, di questo millennio, sono cambiate le cose perché c'è stato un nuovo inizio migratorio, e migratorio non solo della mobilità, di cui parlava prima anche Mauro, cioè la mobilità professionale, mobilità legata alle istituzioni, anche per quello ha anche una vecchia data, perché l'Europa è nata con i trattati di Roma del 57, quindi quelli ci sono sempre stati, ma la mobilità professionale, accanto a questo c'è anche la nuova immigrazione non solo di laureati, come si parlava prima, o di diplomati, i famosi cervelli in fuga o cervelli che invece hanno saputo, talenti che hanno saputo scegliere, ma anche di giovani che hanno un titolo di studio abbastanza limitato, al massimo anche la terza media, e che tornano a svolgere i lavori che facevano i loro nonni. E questo non solo qui in Belgio, un po' in tutta Europa, in modo in particolare in Germania, quindi tornano a fare i camerieri, tornano a fare i lavori, diciamo, non tanto di concetto, quanto invece operativi, manuali. Per cui c'è una differenza, per cui l'insegnante, qual è la difficoltà? La difficoltà è che in classe troviamo nella stessa classe un alunno di generazione diversa, quindi il nuovo arrivato è prima generazione, chi è nato qua è seconda generazione, se sono i nonni che sono emigrati è terza generazione, quindi nella stessa classe coabitano queste persone. Chi è arrivato dall'Italia, mi è capitato di caso di una ragazza nel liceo che aveva frequentato il liceo scientifico a Napoli fino alla seconda, terza liceo, e poi improvvisamente i genitori sono emigrati, hanno aperto un ristorante qui a Bruxelles e quindi si è trovata, naturalmente le sue difficoltà sono quelle che l'hanno portata a dover ripetere un anno perché non conosceva la lingua locale, a scuola in Italia aveva fatto solo inglese alla scuola media e quindi non era in grado, per motivi linguistici ha dovuto ripetere, e già dopo un anno, per dire
come si trasforma anche linguisticamente il processo di apprendimento di un alunno. Dopo un anno nel correggere le proprie produzioni scritte trovava già i francesismi, quindi per potersi integrare e studiare maggiormente la lingua locale cominciava a perdere un po' la propria lingua d'origine, ma non il ragazzino di 6 o 7 anni, ma la ragazza di 15-16 anni, per cui ha già un bagaglio culturale, un bagaglio linguistico ben formato in Italia. Quindi le difficoltà da questo punto di vista, ma c'è la curiosità, ripeto, siccome adesso siamo già alla terza, quarta generazione, c'è la curiosità soprattutto nella scuola secondaria, perché a livello di scuola elementare sono più i genitori che magari spingono, vogliono che i figli riprendano la loro lingua d'origine, mentre nella scuola secondaria è proprio una scelta dello studente. E quindi, ripeto, quello che è sorprendente è che poi diventa l'oggetto anche del loro lavoro, diventano degli specialisti della loro lingua d'origine, o meglio della lingua d'origine dei loro genitori. Quindi da questo punto di vista possiamo dire, poi abbiamo, in Svizzera c'era anche l'aspetto dell'italiano, che era anche una lingua nazionale, quindi non era solo la lingua dell'immigrazione, immigrazione italiana in Svizzera, era anche una lingua nazionale, quindi bisogna anche valorizzare anche lo statuto della lingua in quel paese. Qui in Belgio la valorizzazione è dovuta al fatto che l'italiano è una lingua comunitaria, una lingua dell'Unione Europea. Spesso anche gli stessi funzionari dell'Unione Europea, che per far carriera possono anche imparare, diciamo, una nuova lingua, tra gli stranieri spesso scelgono l'italiano, quindi per far carriera spesso viene chiesto di perfezionarsi anche in un'altra lingua, oltre al proprio bagaglio linguistico culturale che ha permesso loro di accedere alle istituzioni, perché bisogna conoscere le lingue. Siamo proprio anche in una città internazionale, possiamo dire che è forse la più internazionale in assoluto, più della stessa Londra, proprio perché numerose lingue coabitano e hanno un valore, hanno uno statuto, non sono solo le lingue dell'immigrazione, per noi dal nostro punto di vista dell'immigrazione, ma sono le lingue di lavoro. Mi consenta, nelle famiglie degli italiani, qual è la lingua che primeggia? Nella famiglia degli italiani bisogna vedere qual è questa famiglia, perché se c'è già una famiglia mista linguisticamente, cioè il padre, facciamo, è spagnolo, la madre è italiana, e poi c'è la lingua locale. Magari la lingua locale non è una sola. Se ci troviamo a Bruxelles, che è l'unica regione bilingue del Belgio, abbiamo non solo il francese, ma anche il nederlandese, il fiammingo, quello che diremmo. Quindi bisogna analizzare, non è che primeggi sempre. E ripeto, bisogna vedere anche a quale generazione di emigrazione si appartiene, perché se sono i nonni che sono emigrati, i genitori tra di loro magari parlano la lingua locale, il francese, oppure se uno è spagnolo e l'altro italiano. Però ecco, quello che io ho sempre suggerito nel percorso dell'insegnamento, soprattutto a questi di famiglie miste dal punto di vista linguistico, di utilizzare, di approfondire sempre la lingua d'origine. C'è questa opportunità, è gratuita, si aggiunge al proprio percorso scolastico curricolare locale. Alla fine si nota che sono proprio i figli degli immigrati, dal punto di vista appunto belga, che hanno un bagaglio linguistico più variegato, più numeroso, perché, faccio l'esempio, avevo alunni di origine italiana e spagnola, seguivano i corsi sia di italiano che di spagnolo, che si aggiungeva al francese, al tedesco, all'inglese, al nederlandese e magari anche un'altra lingua. Quindi hanno un ventaglio, alla fine si trovano anche gratuitamente, anche perché non hanno una conoscenza magari linguistica, ma hanno una familiarizzazione culturale. In queste famiglie italiane forse non si parla italiano, ma si mangia l'italiano, ci si veste all'italiano, si ascoltano le canzoni italiane, anche se non si ha una conoscenza della lingua in modo come comunicativo. Ecco. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che c'è una grossa differenza tra l'insegnamento dell'italiano ai nativi e l'insegnamento dell'italiano agli stranieri e l'insegnamento dell'italiano agli italiani di origine magari non loro personalmente, ma dai genitori, dai nonni, o andiamo indietro a più generazioni. Se pensiamo al Sud America, le generazioni sono numerose, quindi si va indietro, eppure si continua a chiedere l'insegnamento dell'italiano. Caro Personeni, stai raccogliendo alcune indicazioni. Che sensazione ti fa amministrare
un mondo che è fatto di lingue, di culture e tradizioni. Allora, innanzitutto completo 2 o 3 aneddoti in merito a che cosa parlano i nostri bergamaschi all'estero. Personalmente, nei miei 17 anni di emigrazione, in casa o si parlava bergamasco o si parlava francese, perché io ero in territorio svizzero-francese, quindi l'italiano assolutamente mai. Abbiamo fatto nell'incontro del 19 a Parigi, dove erano presenti circa 300 persone, mi hanno indicato un tavolo dove vi erano 27-28 persone, che era una famiglia Cassotti, ma che vuol dire Cassotti come cognome, e vi erano lì a quel tavolo 3 generazioni, ma nessuno parlava l'italiano, parlavano bergamasco o francese. Abbiamo fatto un'intervista a dicembre 20 con un già ministro del governo Hollande, un certo Todeschini, che attualmente è ancora senatore in questo momento dello Stato francese, ma l'intervista l'abbiamo fatta in francese e in bergamasco perché lui l'italiano non lo conosce, lui parla o bergamasco o parla francese. Quindi questo per dire che nelle famiglie, nelle di tradizione, eccetera, dove c'è ancora il nucleo familiare, hanno portato il bergamasco. In Sud America abbiamo una comunità che fa la messa in bergamasco, poi di questo avremo opportunità, magari ne parleremo, e se riuscissi vi porterò magari delle immagini o delle registrazioni. Cose fantastiche. Tornando a perché o quali soddisfazioni. Innanzitutto, avendo, come dicevo in premessa, 17 anni di emigrazione sulle spalle, i miei genitori tutti e 2 emigranti, mia mamma in Svizzera e in Francia per una 40ina d'anni, mio padre per un po' di più, Francia, Germania, Svizzera, quindi mia moglie ha anche lei alcuni anni di emigranti, ho il 50% dei miei zii che sono tutti stati emigranti, quindi l'emigrazione, come in tante famiglie bergamasche, ma in particolare nella mia, è una cosa importante, cioè una cosa che in un certo senso ti marchia. Quindi quello che viene fatto perché piace, perché sono convinto, perché ti tocca in un certo senso, non puoi dimenticare tutti questi anni passati in realtà diverse, con problemi, con cose, momenti difficili, eccetera, eccetera. Quindi quello che uno fa, lo fa perché ci crede e capisce quando vi sono i problemi dell'emigrazione all'estero e capisce anche a volte i problemi che abbiamo con gli immigrati da noi, perché sotto un certo aspetto un collegamento si può fare. Una differenza che c'è tra i nostri emigranti e l'emigrazione che abbiamo nelle nostre realtà locali, l'immigrazione che abbiamo nelle nostre realtà locali, è che noi abbiamo fatto di tutto per cercare di integrarsi, perché altrimenti eri sempre all'indice e quindi ognuno cercava di integrarsi. Dicevo prima, nell'imparare, nell'avere la padronanza della lingua, nel capire, fare in modo e fare le loro tradizioni e fare soltanto occasionalmente quello che era a noi poteva piacere. Adesso io non voglio scendere in piccoli dettagli. Quello che invece noto è che non sempre o non tutti o difficilmente gli immigrati accettano questo, cioè vale a dire di volersi insegrire, perché se tu decidi di andare in questo stato e decidi di integrarsi, devi anche accettare le tue tradizioni. Adesso non voglio scendere in dettagli specifici, ma questo purtroppo è una differenza che c'è, che io sto notando, noto, ma che credo che tutti quelli che hanno avuto l'opportunità di fare l'emigrante può osservare e capisce e vede le differenze. Hai accennato prima alla possibile crescita di un ennesimo circolo a Lione. E quindi Sì? vedi un futuro roseo per quanto riguarda queste associazioni che vogliono mantenere vivo il rapporto con la madrepatria. Poi vorrei chiedere alla signora Silvana come
i migranti vedono l'Italia del 2022? Ma prima vorrei che rispondessi il Presidente. Mi stimoli nel senso che noi vorremmo fare, perché come Mauro abbiamo altri presidenti che hanno voglia di fare, si danno da fare, però tutta questa gente, noi non abbiamo tessere, non facciamo pagare tessere, abbiamo detto che coinvolgiamo circa 50.000 bergamaschi sparsi nei 5 continenti. Le risorse ci vengono date da degli sponsor, e che ringrazio, nel senso la provincia di Bergamo, i 2 consorzi BIM, la Fondazione Bergamasca, la Fondazione della Banca Popolare, l'ACI, i nostri soci, la BCC Milano, rischio adesso di dimenticare gli istituti educativi, rischio di dimenticarne magari alcuni, ma quello che è importante è che capiscano che noi cerchiamo di fare un qualcosa, ma che poi c'è involontariamente, indirettamente un ritorno, al di là di mantenere la cultura, al di là di mantenere le tradizioni, al di là di mantenere legati al territorio questi nostri emigranti e non di dimenticarli, perché? Perché sono fonte di reddito. Sono state fonte di reddito dal dopoguerra ad oggi, anche prima, ma in particolare con le loro rimesse, e oggi lo possono essere ancora, perché accennavo prima, il 2024, turismo delle radici, ma anche adesso, quando un emigrante viene, quando gli organizziamo le visite guidate in città alta piuttosto che altre iniziative, evidentemente sono qui, sono turisti, quindi investono, quindi contribuiscono al PIL bergamasco. Quindi è importante. Ora noi vogliamo di volontariato, perché tutti quanti i nostri presidenti, i nostri, il coordinatore Mauro, tutti chi collabora con loro all'estero o anche qui in Italia, è tutta gente che lo fa volontariamente. Però per fare le cose servono delle risorse. Regione Lombardia fa dei bandi, fino ad oggi ci dà il 50%, ma la differenza va individuata. E quindi noi potremmo fare molto, ma molto di più, se però evidentemente qualcuno ci dà una mano nelle risorse. Questo è importante. Quindi noi riusciamo ad esercitare la nostra attività, abbiamo ripreso la rivista come accennavo prima, continueremo in questo, faremo diverse iniziative, ma alla fine servono delle risorse. Stiamo facendo, prima di Natale, vedremo di organizzare, di inviare in collaborazione attraverso un bando di Regione Lombardia, che noi non potevamo partecipare, ma la comunità montana Vallimagna ha accettato di farlo in collaborazione nostra, perché lei poteva usufruire di questi contributi, è stato vinto il bando, invieremo prima di Natale delle scatole nelle quali vi sarà della propaganda turistica e lombarda, ma vi saranno anche 2 prodotti bergamaschi. Vi sarà, visto che parliamo di Valserviana, il mais rostrato, il mais rosso, che verrà legata o farina di polenta o le gallette, a secondo uno cosa vorrà avere, e dei biscotti bergamaschi e dei biscotti nostri, quindi è un omaggio, però anche questo evidentemente riusciamo a farlo perché vi è stato un bando e quindi riusciamo a fare le cose, altrimenti diventa difficile riuscire a fare tutto questo lavoro, questa attività, se non vi è qualcuno che ci dà le risorse. Alla signora Silvana volevo chiedere, ma come ci vedete, visto che ormai siete da una vita in un'altra nazione, l'Italia com'è vista da voi e dalle nuove generazioni ancora di origine italiana? Allora, possiamo dire che per quanto riguarda gli italiani, quindi i bergamaschi adesso che sono espatriati o che sono emigrati nel passato, hanno sempre questo legame affettivo con l'Italia ed è sempre un punto di riferimento. Abbiamo vissuto 3 anni molto difficoltosi, la pandemia, il Covid, confinati nei paesi stranieri, come ripeto sempre, essere stati a Chiasso o a Melbourne era la stessa cosa, perché anche essere a 2 passi dalla frontiera, dal proprio paese, non lo si poteva raggiungere. E durante questi 2 o 3 anni abbiamo proprio realizzato anche dei video di sostegno per il nostro paese, per l'Italia, in modo particolare per Bergamo, per quanto aveva vissuto
e sta ancora vivendo perché non è finita la storia, e quindi possiamo dire che il legame, e lì si è sentito forte la necessità di essere con il proprio paese d'origine, con la propria famiglia, e nello stesso tempo l'impossibilità di poterla raggiungere. Quindi questo è un legame, si è sentito maggiormente, non quando anche settimanalmente, perché c'è chi settimanalmente ritorna a Bergamo. Bruxelles dista 1 ora e un quarto di volo, ma in quei 2 anni non si poteva tornare, quindi tra un ritorno e l'altro passavano 8-9 mesi, quando hanno aperto le frontiere. Quindi questo. Per quanto riguarda invece la visione dell'Italia degli autoctoni, quindi dei belgi, possiamo dire che noi collaboriamo proprio come Circolo di Bruxelles con numerose associazioni qui, tra queste il Museo d'Arte Spontanea, il Musée d'Art Spontanée di Bruxelles, e proprio come Circolo di Bruxelles abbiamo creato questo gemellaggio artistico, sia dalla nascita del nostro circolo, quindi ormai sono 13 anni, e continua ancora adesso. Uno degli ultimi artisti bergamaschi esposti al Museo d'Arte Spontanea di Bruxelles è Stefano Campana, recentemente, e quindi è questa necessità di promuovere artisti bergamaschi a Bruxelles e artisti belgi nella terra bergamasca, quindi c'è curiosità culturale per quanto riguarda l'Italia sotto tutti gli aspetti, la cultura colta ma anche la cultura quotidiana, quindi la moda, la gastronomia, l'arte, ogni forma culturale. E per cui c'è un'ammirazione per l'Italia, è ben vista. Bisogna anche dire che l'emigrazione italiana, dal loro punto di vista l'immigrazione italiana, è sempre presa come modello di riferimento perché è un esempio di immigrazione riuscita. È un esempio di successo. Ci sono anche quelli che, come in tutti, questo va anche al coordinatore Personeni, che in questi anni, soprattutto ultimamente, sta rivoluzionando, secondo i tempi appunto del 2022, anche questo nuovo modo di vivere l'emigrazione o la migrazione. Certo. Poi ci parlava prima del turismo di ritorno, turismo delle radici o turismo di ritorno. L'abbiamo già realizzato senza che ci fosse l'etichetta 2024 turismo delle radici, già nel 2012, dove la famiglia, in modo particolare la famiglia Scandella e affini, da Francia, Australia, Belgio, Svizzera, una cinquantina di persone sono tornate a Onore, da dove era partita la storia familiare di emigrazione, questo già nel 2012, ripetuto nel 2013. Questo mostra anche come spesso le amministrazioni sono molto disponibili, e possiamo dire che per Onore è del resto un esempio tipico. Magari in altri paesi dipende anche dal sindaco, dipende dalla rotazione, diciamo, dell'amministrazione. E proprio per quest'anno, senza fare tutta la storia, nel 2019, prima della pandemia, abbiamo fatto un convegno, quindi l'accoglienza al municipio di Onore, per il 70° anniversario dell'emigrazione della famiglia Scandella Pezzoli in Francia, partita, quindi una famiglia intera partita nel 1949 in Francia. E quest'anno, dopo 3 anni di pandemia, per cui non sono più potuti tornare a Bergamo, abbiamo avuto proprio oggi la telefonata col sindaco di Onore, sarà organizzato e sarà proprio la prima forma, chiamiamola pure turismo di ritorno, turismo delle radici, e nel weekend della Pentecoste, quindi l'ultimo weekend di maggio, e avremo questo convegno, quindi il ritorno con un pacchetto anche adeguato che il sindaco ha già predisposto per le visite, e quindi vede che c'è la curiosità da parte anche della vecchia, e parliamo anche lì di seconda, terza e quarta generazione, quindi gente che non è nata in Italia ma è curiosa, vuole conoscere la terra dei propri padri, dei propri nonni o dei propri bisnonni. Ecco. Qualche rimpianto di aver lasciato l'Italia o nessun rimpianto? Io personalmente no, sì. La mia storia familiare non nasce con mobilità professionale. Rimpiange ancora Clusone e dintorni? Non la rimpiango perché ho 3 vite. Parliamo adesso per Italia e Belgio, ho 2 vite, una vita a Bruxelles e una vita a Clusone, quindi in realtà no, non la rimpiango perché ci vado spesso. L'ho rimpianta molto nel periodo della pandemia perché era impossibilitata ad andarci. Da Natale 2019 siamo tornati a luglio
settembre 2020, da settembre 2020 a giugno 2021, perché non solo 1, 2, 3, 4, 5 confinamenti con frontiere chiuse e non potevamo venire. Quello è stato il periodo più, e ci siamo resi conto quanto invece conta. È sempre stato un faro per noi. In uno di questi video di signora, quanti Sì. sono i partecipanti del vostro circolo? Avete coinvolto quante persone? Allora, sono una sessantina di soci nel circolo, ma bisogna tenere presente che a Bruxelles è anche un'emigrazione provvisoria, quindi non ci sono solo quelli che hanno una professione stabile, che rimangono, hanno il progetto migratorio per tutta la vita o quasi, ma ci sono quelli che restano anche 2 o 3 anni, quindi è un po' difficile, però come comitato, diciamo come consiglio direttivo, siamo una ventina. Naturalmente siamo anche in posti molto importanti, posti chiave, che ci permettono di realizzare numerose iniziative dal punto di vista culturale, perché abbiamo il vicepresidente che è al CESE, al Comitato Economico e Sociale Europeo, abbiamo un socio che è al Parlamento Europeo, altri funzionari al Parlamento, alla Commissione, alla Nato, quindi abbiamo l'Istituto Italiano di Cultura. Questo ci permette di realizzare e di promuovere non solo la nostra storia qua, ma soprattutto promuovere Bergamo e la sua terra in contesto belga, in contesto sovranazionale, perché si toccano anche le istituzioni europee, e secondo me questa è la cosa più importante. Io ringrazio voi per aver accettato l'invito, mi auguro che torniate presto e se tornate a Clusone sarete graditi ospiti. All'amico Carlo Personeni vorrei chiedere dove ci porta tra 15 giorni, qual è la meta che ha scelto per farci conoscere un altro spaccato di questa migrazione o migranti. Restiamo evidentemente in Europa e penso di andare a Ginevra, adesso stiamo valutando per i collegamenti, o Ginevra o Neuchâtel, comunque siamo in Svizzera. Hai qualche iniziativa, qualche premiazione da fare in questi giorni o No, aspettate il Neuchâtel abbiamo Santo fatto. Natale per premiare tutti? No, l'11 settembre abbiamo festeggiato appunto Neuchâtel il 30° anniversario di costituzione del circolo, alla quale tra l'altro era presente il sindaco di Neuchâtel che si chiama Thomas Facchinetti, guarda caso anche lui un bergamasco, e tra l'altro di queste persone importanti che hanno avuto l'opportunità di scalare la scala, di salire i gradini più importanti della scala, sono diversi nel mondo. Vedremo magari di organizzare, se sarà possibile, dei collegamenti anche con loro, anche se purtroppo qualcuno accetta ben volentieri di dire sono di origine italiane, sono di origine bergamasche, qualcuno un po' meno. Però quindi il collegamento sarà, in questo caso andremo in Svizzera. Io ringrazio il Presidente per il suo intelligente intervento, Carlo Personeni, gli amici di Bruxelles, un ben ritrovati soprattutto anche nella vostra valle. A voi l'appuntamento per quanto riguarda Bergamaschi nel mondo, tra 2 settimane andremo in Svizzera. Per quanto riguarda le repliche, domani pomeriggio alle ore 13, alle ore 17 e venerdì alle ore 23. Grazie e buona serata a tutti. Grazie a voi. Buonasera a voi. Grazie.